Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Ancora enormi disagi all'aeroporto di Catania. La riapertura dell'aeroporto di Catania slitta al prossimo martedì e la cosa appare ancora più un desiderio che una certezza. Nel frattempo si attiva lo scalo militare di Sigonella, ma rimangono enormi disagi. La maggior parte dei voli in arrivo e in partenza sono spostati sugli altri aeroporti siciliani e questo determina spesso per alcuni passeggeri la perdita del volo. Notevoli ancora i disguidi e i deficit informativi che gravi danni stanno creando al turismo dell'isola. La regione sta facendo davvero il possibile, ma la sensazione è che l'aeroporto catanese non fosse affatto pronto per un caso d'emergenza. Problemi anche a Palermo, Trapani e Comiso. L'emergenza dello scalo catanese si ripercuote sugli altri aeroporti dell'isola. Turni massacranti per i dipendenti a Punta Raisi, enormi attese per i bagagli, notevoli ritardi dei voli e condizionatori che non riescono a reggere lo sforzo richiesto. E allo scalo di Trapani Birgi, alle file di pullman e alla stanchezza di viaggiatori portati in bus da Catania si è aggiunta ieri la difficoltà della nebbia che la mattina ha impedito l'arrivo e quindi la successiva partenza di 2 aerei che sono stati spostati su Palermo. In difficoltà anche lo scalo di Comiso, ingolfato di arrivi e partenze in sostituzione di Catania, che dovrà limitarsi a causa della destinazione di una piazzola alle frecce tricolori che si esibiranno nei prossimi giorni in provincia di Ragusa. Musumeci propone unica gestione degli aeroporti siciliani. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci rilancia la sua proposta di avviare l'unificazione della gestione dei 6 aeroporti siciliani, Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Lampedusa e Pantelleria. La gestione unica potrebbe infatti favorire le trattative con le compagnie aeree e quindi garantire i diritti dei cittadini e lo sviluppo del turismo. L'incidente all'aeroporto di Catania dimostra peraltro l'utilità di una simile prospettiva. Regione, liquidabili i pagamenti alle imprese per il 2022. L'assessore regionale all'economia Marco Falcone, a seguito del riaccertamento dei residui per oltre 1,5 miliardi, ha reso noto di aver inviato a tutti i dipartimenti regionali la disposizione di procedere con urgenza all'emissione dei mandati di pagamento di propria competenza. Un hotspot a Porto Empedocle, un altro hotspot dopo quello di Lampedusa sorgerà nell'area portuale di Porto Empedocle. Lo ha annunciato il prefetto di Agrigento, che ha spiegato che il centro potrà ospitare attorno a 250 persone e che vi si effettueranno le procedure di fotosegnalazione e di identificazione anche dopo un immediato trasferimento di migranti arrivati all'hotspot di Lampedusa. È evidente il tentativo di alleggerire l'hotspot dell'isola creando una sorta di succursale. Calici di stelle, vino, astri e convivialità. Dal 28 luglio al 20 agosto si terrà in Sicilia la manifestazione enogastronomica Calici di Stelle. 30 cantine siciliane aderenti al movimento Turismo del Vino Sicilia e in collaborazione con l'Associazione Nazionale Città del Vino predisporranno degustazioni, spettacoli e intrattenimento sotto il cielo stellato. Obiettivo: un approccio culturale e responsabile per sostenere la cultura del vino e il valore dell'enoturismo. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.